Nel 2022 il termine zoo, inteso come un'area dove gli animali selvatici vengono mantenuti in cattività, non è più adeguato a descrivere alcune strutture zoologiche. Per alcune, quelle nate da un approccio scientifico e da un'etica mirata alla conservazione della specie, non lo è mai stato. È il caso del Parco Natura Viva, dove la custodia di alcune specie in via di estinzione è l'unico modo per garantirne la sopravvivenza in quella che gli scienziati già definiscono l'era della sesta estinzione di massa. Il termine giusto in questo caso è human care. Dietro a queste due parole, infatti, si sviluppa un concetto importante, capace di sciogliere ogni pregiudizio e interpretare diversamente ogni gabbia o ogni recinzione. Gli animali non sono di nessuno, non hanno un proprietario, sono in affidamento a degli specialisti che se ne prendono cura in una struttura adeguatamente attrezzata e, come vedremo poi, sostenibile. Esplorando la vastità del Parco Natura Viva assieme al direttore scientifico Cesare Avesani, scopriamo anche la moltitudine di progettualità che si rivolgono all'esterno della struttura e che vengono promosse a livello internazionale dall'Europa al Pacifico, in collaborazione con altre strutture e associazioni che condividono gli stessi obiettivi. La volontà di salvare delle specie, alcune delle quali sono completamente scomparse dal loro habitat naturale, viene visibilmente condivisa dallo staff del parco, ma deve fare i conti anche con la sostenibilità economica, che in questi 2 anni è stata altalenante, specialmente come conseguenza dell'incremento dei costi. Grazie all'ottenimento di alcuni finanziamenti europei, il parco ha potuto comunque investire in nuove strutture, fondamentali specialmente da un punto di vista didattico. Se comprendere i segreti dell'evoluzione garantirà una nuova consapevolezza nei confronti dell'ambiente, l'esperienza di questo parco si rivelerà un modo piacevole per apprenderne molti. Composto da un percorso pedonale e da un circuito safari, il parco ospita circa 1500 animali appartenenti a oltre 200 specie. Alcuni di loro sono stati confiscati dagli enti regolatori del CITES, ovvero la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate d'estinzione. Altri sono talmente rari che è quasi impensabile osservarli in natura. In questo parco, poi, c'è spazio persino per vedere gli animali che non ci sono più e quelli che, pur a rischio, non è ancora possibile conservare. Alcune delle storie di questi animali, che inevitabilmente intrecciano quelle degli ostinati biologi che le raccolgono, sono capaci di sorprendere anche il visitatore più distratto. Prima tra tutte c'è quella di Pippo, l'ippopotamo che fondò il parco, reso immortale con una statua davanti all'ingresso della sezione faunistica. Pippo è stato il fondatore, motivo per cui abbiamo pensato di realizzare non un ippopotamo qualsiasi, ma proprio di prendere le misure biometriche del nostro Pippo, che è arrivato qui da un circo, è rimasto qui fino al 2009 ed è l'animale per primo arrivato, prima ancora che il parco venisse aperto al pubblico, ha dato sicuramente la spinta ad aprire poi al pubblico un'area riservata agli animali, diciamo così, un po' abbandonati. Pippo è stato l'antesignano di tutti i parchi del Garda, che sono arrivati tutti dopo, e la cosa interessante è che all'epoca era un animale molto comune in Africa, oggi è diventata una specie vulnerabile a causa proprio di queste zanne d'avorio, in realtà in natura, e sono zanne per le quali gli ippopotami sono stati accacciati in modo massiccio. Oggi è entrato nelle liste rosse delle specie a rischio e quindi mi fa doppiamente piacere che sia diventato il simbolo del Parco Natura Viva. Siamo nell'area del panda rosso, che è una delle specie iconiche del nostro parco. Iconica significa non solo perché abbiamo avuto il primo grande successo riproduttivo in Italia di questa specie nel 1993, ma anche perché siamo riconosciuti come uno dei centri di riproduzione più prodighi di tutta Europa.
Proprio per questo il parco si è collegato con il Red Panda Network, che è proprio una rete di operatori che sul posto cercano la salvaguardia di una specie che rischia anche qui per a volte leggende o quant'altro di scomparire. La loro coda è stata usata tantissimo per scacciare gli spiriti maligni, diciamo così, e quindi anche per questo motivo si è ridotto moltissimo nel suo habitat. Si tratta di una specie che ha una convergenza con il panda gigante, entrambi sono dei carnivori, entrambi mangiano bambù, anche se il panda gigante è un orso, quindi appartiene proprio alla famiglia degli orsidi, mentre il panda rosso è un procionide di fatto, quindi hanno una differente origine genetica, ma sono estremamente interessanti entrambi. Il parco ha una ventina di progetti attivi in tutto il mondo e i visitatori che oggi possono godere di questo meraviglioso spettacolo di una specie così straordinaria, anche di una bellezza unica, devono sapere di essere consapevoli, di essere dei sostenitori anche dei progetti di salvaguardia nel loro ambiente naturale. Per rimanere nella zona dell'Himalaya, l'altra specie molto rilevante sia per i nostri visitatori che per noi è sicuramente il leopardo delle nevi, che è sempre un ospite himalayano, così come i grandi felini, cominciando dalle ormai rarissime tigri siberiane, di cui diciamo, la forestale russa dichiara di averne non più di 580, quindi praticamente anche in questo caso si conoscono quasi per nome. Quindi il fatto che si siano nati 3 in questo parco ci ha dato grande soddisfazione, come tutti i nostri, diciamo, sostenitori già conoscono. Tutti gli animali che sono qui non ci appartengono, sono all'interno di un circuito europeo che decide anche dove andranno i piccoli. Nel 2021 sono nati 3 piccoli panda, 2 sono già partiti e abbiamo qui l'ultimo piccolo del 21, perché tra pochi giorni, a luglio, le femmine cominceranno a ripartorire, quindi si apre un nuovo ciclo. Quindi tutto questo patrimonio, diciamo, di comune interesse di animali è gestito da una rete europea che decide anche le attività di conservazione nei luoghi di origine. All'interno della Casa dei Giganti, che è la nuova serra del parco, che è nata per parlare ai nostri visitatori di un fenomeno naturale che è quello del gigantismo e del nanismo, un fenomeno che esiste in natura, che ci mostra animali che possono diventare molto grandi o molto piccoli, spesso fenomeno che si mostra sulle isole e che quindi trova delle ragioni nell'assenza di predatori, nella disponibilità di risorse. Però ancora non c'è una spiegazione unica ed è un fenomeno tutto da indagare, in effetti. All'interno della Casa dei Giganti ospitiamo anche degli insetti, perché vogliamo mostrare un mondo. Gli insetti sono il gruppo animale più numeroso sul nostro pianeta, ma in particolare mostriamo degli insetti particolari come questo, che è un insetto foglia secca, che ci mostrano il mondo del mimetismo anche, come un animale cerca di non farsi vedere, nascondersi nell'ambiente per sopravvivere. Al Natura Viva esiste una vasta varietà di tartarughe, dai carapaci più piccoli a quelli colossali. Quelle più evidenti per definizione sono le tartarughe giganti delle Seychelles. Questa specie, questa volta a causa diretta e indiretta del turismo, ha visto una diminuzione in numero dell'85%. Il progetto Testugini delle Seychelles è un progetto nato un po' per caso, perché durante un viaggio alle Seychelles abbiamo osservato la problematica di queste piccole tartarughe delle Seychelles che erano nella nursery su Curious Island, che venivano
portate via rubate, proprio da visitatori, da persone che insomma erano poco attente al benessere degli animali e alla conservazione. Quindi con un aiuto piccolo inizialmente il Parco Natura Viva, microchippando queste piccole tartarughe delle Seychelles, perché era presente il curatore generale che è anche medico veterinario, abbiamo iniziato la collaborazione con le Seychelles in questo modo, dando a loro la possibilità di microchippare, quindi inviando dei nanomicrochip per microchippare le piccole tartarughe delle Seychelles, un lettore di microchip. L'allora CEO della Seychelles National Park Authority, che oggi è il Ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura e del Cambiamento Climatico, ha sposato questa cosa quando gli abbiamo spiegato la possibilità di microchippare le tartarughe e ha fatto una campagna di comunicazione. In questo modo ha dissuaso i ladri di tartarughe dall'idea di portar via anche delle piccole di tartarughe, perché potevano essere rintracciate in un qualunque momento. Ma per chi pensa che l'estinzione di specie animali riguardi soltanto località esotiche, il Parco Natura Viva ha 2 esempi europei di progetto di tutela. Si tratta di un progetto di reintroduzione in natura di animali che sono nati all'interno dei giardini zoologici. E noi come Parco Natura Viva e Fondazione Arca supportiamo questi progetti di reintroduzione anche con animali che sono nati qui al parco. E le ultime parti del progetto si sono svolte in Romania e sui Monti Tarcu nei Carpazi, e lì proprio alcuni esemplari sono stati liberati e adesso sono liberi. Il viaggio dell'Ibis è un viaggio affascinante che affascina anche i ragazzi che davanti a questo uccello, che non ha l'aspetto affascinante di molti altri animali, restano comunque affascinati dal progetto, che è un progetto che prevede la reintroduzione di questa specie in Europa, dove era scomparsa da secoli, ma con il desiderio di reintrodurre la specie in quanto migratrice, e quindi agli animali che vengono allevati a mano si insegna la rotta migratoria. Gli animali seguono le mamme adottive che salgono a bordo di ultraleggeri, superano le Alpi e arrivano fino all'oasi di Orbetello, dove passeranno l'inverno per poi essere autonomi nel ritorno ai luoghi dove sono nati. Abbiamo voluto approfondire 8 temi che riguardano lo sfruttamento della natura e andare però più a fondo di quello che magari di solito viene proposto nei giardini zoologici. Quindi siamo andati a contattare degli esperti nei vari ambiti, così da poter avere un pochettino più di approfondimento. Ad esempio, sul discorso del bracconaggio siamo andati più a fondo del semplice poverino, un animale viene ucciso per il corno, come nel caso del rinoceronte, ma siamo andati ad analizzare quali sono le cause di questo fenomeno, quali sono i suoi effetti, e in un certo modo cercare di sfidare il visitatore medio ad andare oltre quello che può sentire magari l'affezione verso l'animale che viene a mancare per colpa del bracconaggio, ma andare a capire che è un problema più complesso, ed è quello che abbiamo fatto in tutti e 8 i pannelli. E un po' questo approccio di approfondire, di fare di più di quello che magari il giardino zoologico fa di solito, è proprio l'impegno di Fondazione Arca, che affianca un giardino zoologico, è vero, per potenziare ancora di più l'impatto che può avere sulla conservazione sul campo e sui visitatori. Gli scimpanzé da un punto di vista cognitivo hanno delle capacità particolarmente rilevanti, e quindi la possibilità di poter somministrare loro degli arricchimenti cognitivi molto complicati e complessi ci aiuta anche a studiare un pochino quelle che sono le capacità cognitive presenti negli scimpanzé e che per certi versi ritroviamo anche nell'uomo. Gli studi che facciamo con il Parco Natura Viva sono principalmente studi sulla lateralizzazione, quindi preferenza manuale, uso della mano destra, un po' per andare a riscoprire l'origine dell'evoluzione della preferenza manuale nell'uomo. Altri studi, ad esempio, sono legati alla preferenza del colore. Scelgono il rosso, vedono il rosso e il verde gli scimpanzé, ma scelgono il rosso, scelgono il verde, un po' come nell'essere umano, le emozioni e l'influenza di queste caratteristiche sulle scelte quotidiane degli animali. È importante perché in questo modo noi somministriamo agli scimpanzé arricchimenti sempre nuovi e diversi che loro possono stimolare, che loro possono utilizzare. Importantissimi sono i termitai, ad esempio, per l'utilizzo di utensili. Gli scimpanzé fabbricano e usano utensili diversamente a seconda delle diverse situazioni che si trovano a dover fronteggiare. Quindi sono comunque stimoli nuovi che però danno anche un risvolto cognitivo, un risvolto scientifico per capire anche il perché l'essere umano è fatto in questo modo. Insegna molto anche il Parco dell'Estinzione, che
creato assieme ai migliori paleontologi d'Italia. Oltre ai classici dinosauri che, diciamocelo, piacciono sempre, il Parco Natura Viva ha ricostruito in scala alcuni degli esemplari che si sono dimostrati essere vicoli ciechi dell'evoluzione. Come l'Indricotherium, un parente lontano dei rinoceronti, che fu il più grande mammifero terrestre e che, proprio per i limiti della sua stazza, probabilmente era destinato a una rapida estinzione. Come quest'ultimo, in questa sezione più silenziosa, ci si può rendere conto dell'artigianalità dell'evoluzione nel suo graduale perfezionarsi, secolo dopo secolo, non senza qualche imprecisione. Ci troviamo nel parco dedicato alle estinzioni. Sul nostro pianeta ci sono state sicuramente 5 estinzioni del passato e secondo molti autori oggi siamo entrati nella 6ª estinzione di massa. Le estinzioni del passato, le più note, sono quelle che hanno coinvolto i grandi rettili conosciuti come dinosauri, che sono presenti in questo parco in alcuni modelli realizzati in modo preciso da un punto di vista scientifico, ma in una sezione finale, sia dove siamo adesso, vediamo degli animali che invece sono estinti dall'uomo. Il dodo che viveva sull'isola delle Mauritius è stato preda dei conquistadores che ovviamente arrivati lì avevano una gran fame dopo quasi 1 anno e mezzo di navigazione e quindi questo tacchino è diventato il loro pasto preferito. Ecco perché oggi purtroppo si trova qui come protagonista della sezione delle estinzioni, come animale ormai non più sul nostro pianeta. Si discute se si potranno mai ricostruire gli animali estinti, ma forse l'ultima possibilità è quella del mammut, ma vedremo se poi questa cosa andrà in porto. Gli obiettivi di sostenibilità del Parco Natura Viva appaiono chiari anche nella visione del direttore scientifico Cesare Avesani, che dopo tanti anni da ricercatore mostra ancora una passione pulsante per questa struttura. Io sono un bambino rurale, nato in questa campagna prima che fosse un parco zoologico e ho sempre avuto le mani sporche di fango e quindi avevo il grande privilegio di poter giocare non in ambienti artificiali ma in un ambiente direi molto naturale. Questo sicuramente ha scatenato in me quella passione e voglia di accostarmi al mondo animale e questo ha favorito il fatto che io facessi poi un curriculum di biologo e diventassi, diciamo così, un po' referente per quanto riguarda le specie selvatiche in Italia in una carriera ormai lunga di quasi 35 anni che è il tempo che ho, diciamo, impiegato nel cercare di dare a questa collezione zoologica che c'è nel Parco Natura Viva il senso di un patrimonio culturale di pubblico interesse, come è stato riconosciuto anche dal Ministero della Cultura che ci ha elargito un fondo importante. Allora, essere, diciamo, autosufficienti da un punto di vista alimentare dà tutta una serie di garanzie sia sulla qualità del prodotto che diamo, questo è un prato misto che insieme con tutta l'altra superficie garantisce a tutti gli erbivori un eccellente valore nutrizionale ovviamente del prodotto, ma anche una garanzia sulla sicurezza alimentare, per cui questi prati non vengono mai trattati con sostanze chimiche, sono completamente biologici, diciamo così, e molto importanti per animali estremamente, chiamiamoli, esigenti. Penso per esempio alle giraffe che hanno bisogno di questa erba medica molto diciamo così, speciale per loro, così fondamentale per la loro sopravvivenza. Diciamo, questi campi rappresentano una grande garanzia anche di stabilità economica oltre che nutrizionale del parco. Infine, questo parco non si prende cura soltanto degli animali. Allora, ci troviamo nel centro specializzato che si chiama la Città degli Asini Verona, centro specializzato negli interventi assistiti con gli animali, quella che è conosciuta da tutti come la pet therapy, ma è regolamentata e normata in Italia
da qualche anno e vengono realizzati quindi progetti riabilitativi o terapeutici mediati dagli animali. Gli animali coinvolti, le specie animali sono gli asini, sono però anche cani, lavoriamo molto con i cani, i conigli tra l'altro è una specie animale che ci dà molte soddisfazioni nella parte anche con i bambini, e anche ci sono i gatti e i cavalli. Questa è una location molto adatta, soprattutto nella parte terapeutica, perché è contenuta e quindi i bambini che vengono, soprattutto parliamo di autismo in particolare, ma anche insomma altri tipi di difficoltà, è uno spazio contenuto per cui è molto adatto, e anche la relazione con l'animale è abbastanza veloce. Ecco, e quindi la parte diciamo riabilitativa terapeutica scatta abbastanza velocemente. Ogni tanto dobbiamo riflettere sul fatto che questi animali ci sopravviveranno, quindi la responsabilità che abbiamo nei loro confronti diventa transgenerazionale. Ecco perché il parco deve sempre di più sfruttare la possibilità di poterli studiare da vicino per proteggerli nel loro ambiente naturale. Quindi l'idea del futuro è che questo parco possa diventare per sia i visitatori ma anche per gli studiosi e i ricercatori solo un punto di passaggio per capire meglio le specie che stiamo perdendo e vedere quali strategie mettere in atto per salvarle.